Che il DPCM contiene delle contraddizioni, teniamo a casa i bambini, i ragazzi dalla scuola, però al pomeriggio possono andare in palestra a fare attività fisica. L'unica misura a quanto pare che viene consigliata è quella più antica del mondo, cioè usare il buonsenso, ed è al buonsenso che faremo appello parlando con i nostri cittadini, chiedendo loro di ridurre al minimo le attività che richiedono aggregazione. Una cosa si è capita: occorre evitare gli ammassamenti, ma i dubbi applicativi restano. C'è chi, come il sindaco di Valdobbiadene, ha chiesto al prefetto se possa procedere con l'antica fiera di San Gregorio prevista per il fine settimana, ricevendo risposta negativa. Copione simile per la fiera di Bessica a Loria. A Villorba si stanno distribuendo bollini per distanziare i posti in biblioteca, mentre a Maser stoppa il concorso per responsabile dell'ufficio urbanistica previsto per martedì. Erano 25 persone, pertanto già venerdì avevamo predisposto la sala con tutti i banchi distanziati, perché queste erano le indicazioni che ci aveva dato la prefettura e il ministero la settimana scorsa. Stamattina improvvisamente ci hanno detto di no, assolutamente non può essere espletato, aspetteremo. L'augurio per i sindaci è che le incongruenze vengano superate nei prossimi decreti per un rientro graduale alla normalità. Ci vuole un provvedimento che sia tale da garantirci, finita quella che si definisce la fase emergenziale, una possibilità di dare un ritorno alla vita normale per tutti i cittadini, anche perché ci sono persone e famiglie che non hanno a chi affidare i bambini in questo periodo, e quindi magari li si vede accompagnare in luoghi impropri come i centri commerciali, impropri per i bambini rispetto al ragionamento che si fa nel non andare a scuola. Ci sono dei paradossi che un po' all'italiana facciamo fatica a capire, ma è così, insomma. Ecco. Per esempio? Per esempio, io domenica ero a un centro commerciale con mia moglie, difficilmente ho trovato posto al parcheggio, un sacco di gente, ho trovato anche dei miei cittadini che magari in piazza, in osteria non vanno più per paura, però erano al centro commerciale.